È una kermesse particolare quella delle Benemerenze CONI 2019. Abbiamo il piacere di sentire il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele Paese, gioca in casa si può dire. A guardare quelle che sono le premiazioni, realmente lo sport è una delle cose davvero di cui può andare fiera la nostra isola, perché tante eccellenze, a parte quelle rinomatissime anche a livello europeo di Dinamo e Cagliari Calcio, ma tante realtà che veramente danno quello spirito di fiducia che dovrebbe essere di tutti i giovani. Ma sì, nel senso che poi lo sport evidentemente è il modo migliore di trovare una coesione regionale e penso che la Sardegna su questo stia facendo un grandissimo risultato. Tante eccellenze dello sport, perché per quel che mi riguarda tante eccellenze del Nord Sardegna. Io ovviamente sono partigiano, per me ho detto è un grandissimo onore venire di qua da Presidente del Consiglio, ma venire a casa mia, a Sassari, e vedere tutte queste eccellenze, tutti questi campioni non può che rendermi davvero molto felice. Un segnale importante anche da parte della Regione Sardegna, che sta rimodulando probabilmente gli interventi a quanto ci viene a conoscenza, in riferimento specie a quello che è l'annoso problema delle strutture degli impianti sportivi. Ci sono grosse problematiche che però, bontà loro, dirigenti, atleti, insomma, riescono a oltrepassare raggiungendo dei risultati a livello nazionale davvero incredibili. Ci tengo a ringraziare tutti gli operatori dello sport e sottolineo una cosa importantissima: lo fanno per pura spirito volontaristico, e quindi questo è un fatto assolutamente encomiabile. Tante persone che operano nello sport lo fanno solo per offrire, per passione, per offrire in maniera gratuita il proprio contributo. La Regione Sardegna nel 2020 avrà una programmazione che terrà conto di quelle che sono le esigenze dello sport. Si diceva delle strutture sportive, c'è una grande esigenza di strutture sportive, di riattare quelle che ci sono, che sono ormai obsolete. Su questo noi faremo la nostra parte, soprattutto nel Nord Sardegna, che in questi anni è stato evidentemente un po' trascurato, quindi è importante che questa amministrazione regionale presti a questa parte del territorio quell'attenzione che merita. Buon lavoro. Grazie.